Essendo questa tappa a ridosso della celebrazione della giornata per la vita, abbiamo voluto affrontare un tema che sia nell'ambito di questa riflessione, di questa attenzione al grande dono di Dio che è la vita e all'impegno che l'uomo ha di custodirla e di rispettarla e di accoglierla appunto come dono di Dio. A nome di tutti do cordialmente il benvenuto al professor Domenico Oviello, medico, genetista, co-presidente di Scienza e Vita Italiana e direttore del laboratorio di genetica umana presso l'ospedale Galliera di Genova, oltre che naturalmente impegnato come laico, come cristiano nelle tematiche appunto alle quali facevo riferimento. Lo ringrazio di cuore di aver accettato l'invito e auguro a tutti una buona e proficua serata. Bene, tocca a me adesso ringraziare dell'invito che è stato fatto dal Vescovo di questa bellissima città che conosco poco, quindi colgo l'occasione per iniziare a magari fare delle amicizie e quindi magari poi tornare e conoscerla meglio. Mi fa piacere essere qui questa sera con voi e fare una tappa di questo percorso che state portando avanti come gruppo qui a Sanremo. Mi è stato chiesto di così parlarvi un po' della vita. E naturalmente, essendo un genetista e un medico, affronterò con un taglio soprattutto da questo punto di vista. Il mio aspetto naturalmente è meno così antropologico, è meno filosofico, ma penso che poi questo avrete modo con gli altri incontri di completarlo. Però penso che sia importante intanto avere alcune informazioni chiare, semplici magari, ma chiare. Alcune saranno forse anche banali, alcune cose che vi dirò, però ho preferito fare anch'io nella mia presentazione un percorso in cui adesso vi illustro i punti e poi spero di tenervi svegli, che non vi addormentate nella prossima ora. Primo punto, molto sintetico, ma è quello da cui si parte, è quello del corpo umano, perché la vita, diciamo, fa parte, entra in un corpo umano e quindi dobbiamo capire un pochino di cosa parliamo. Secondo argomento, il corpo umano, l'uomo è fatto uomo e donna per la riproduzione e quindi un pochino parlare del ciclo fisiologico della riproduzione, come nasce una nuova vita, proprio qual è l'elemento iniziale, da dove si parte e perché affermiamo a volte che la vita parte dalla prima cellula. Questo spero di spiegarvelo bene. Poi ho inframmezzato una storia, la storia di una persona, la storia di un uomo, ma che è stato un grande scienziato. Quindi vi darò un po' di questa storia. Poi vi farò un accenno sull'infertilità, perché si parla molto di fecondazione assistita e quindi volevo proprio darvi alcuni cenni, che quindi sempre una problematica legata alla vita. Poi una piccola panoramica di cos'è la genetica oggi, come mai parliamo di genetica, la genetica classica, e poi la nuova genetica, e qual è il messaggio della nuova genetica, o almeno qual è il mio messaggio della nuova genetica. Poi bisogna vedere, perché ognuno, no, come sappiamo, abbiamo una varietà di opinioni, ognuno magari prende un'informazione scientifica e poi dà un significato particolare. Io vi darò il mio, se potrà essere il nostro, diciamo. Quindi questa è un po' la scaletta, sono tanti punti, 7 punti, cerchiamo di portare avanti il percorso della serata insieme. Il corpo umano, una sola immagine, e vorrei arrivare alla fine di questa immagine con una idea riassuntiva. Questa è un'immagine molto semplice, no? Si vede. Forse si può spegnere ancora una luce lì, no? No, sono tutte collegate. No, qual è il messaggio che voglio comunicare con questa immagine?
Beh, intanto il primissimo messaggio è chiaro a tutti, no? L'essere umano è nato e continua ad essere formato da due persone. Perfetto, benissimo. E quindi il corpo umano si differenzia in uomo e donna. Uomo e donna che hanno in comune tante cose, hanno tutto il loro cuore, i polmoni, il fegato, due reni, quindi hanno degli organi vitali in comune. In generale il sistema funziona allo stesso modo. E cosa intendo per sistema? Intendo il fatto che i singoli organi hanno delle funzioni specifiche, ma sono tutti collegati. Questa è una cosa importantissima. Tutto il nostro corpo è collegato da questa rete incredibile di vasi e di terminazioni nervose che vanno poi al cervello, dove fa da centro, no? Pilota che comanda tutto. Ma dobbiamo ricordarci che non si cura un singolo organo, a meno che proprio non si rompe, allora ci si mette una pezza, il chirurgo da 2 punti ci mette una pezza, ma la vera malattia è quando le connessioni non funzionano più e quindi l'organo non è più armonico. Perché parliamo di armonia? Perché questo è quello che ci deve essere affinché l'uomo, maschio o femmina, sia felice. Cioè la felicità dell'uomo è avere l'armonia del corpo. E questo è invece il messaggio finale. Qual è? Il messaggio finale è che noi non abbiamo solo un corpo, almeno io credo che noi non abbiamo solo un corpo. E questo non è una questione di fede in senso religioso, è una questione umana. Quindi quando, parlando anche con dei colleghi, si dice ma la scienza si occupa solo di cose che può misurare, io dico, non penso, io come scienziato mi occupo di cose molto piccole, quali la genetica, quali i geni, per capire come questi funzionano nel corpo e come poter riuscire anche a curare delle malattie. Ma sono convinto che ci sono cose che la scienza non riesce a descrivere. Non è vero che si possa descrivere tutto. L'amore che noi sentiamo, l'amore di una mamma per un figlio, esiste, è una cosa reale. Nessuno può negare che esiste, eppure non è misurabile, non è una cosa scientificamente approcciabile. Quindi la conclusione è che esiste un corpo, il corpo è molto collegato, è differente ed è stato creato tra uomo e donna perché ha uno scopo, quello di riprodursi, di fare dei figli, di continuare la specie. Questo è un concetto molto semplice. Quindi mi fermo qui sull'uomo, sul corpo, perché sennò potremmo discutere tantissimo, però questa è una cosa importante. Esiste un corpo, esistono degli organi, questi sono tutti collegati, perché ci sono delle risposte tra un organo e l'altro, e in più c'è la persona che è qualcosa di più delle cellule. Quando parliamo di una persona c'è un qualcosa, io mi sento persona perché penso, no? Cogito ergo sum, quindi sono perché penso, ma proprio perché non sono solo fatto di cellule, ma sono un qualcosa di più. Che poi non sia in grado di descriverlo, di misurarlo, è un'altra questione. Ma quindi esiste un qualche cosa al di là delle cellule. Questa è la mia visione dell'uomo. Le componenti, difatti quali sono le componenti umane? Oltre a misurare la pressione del sangue, il valore dei globuli rossi, dell'emoglobina, ci sono altre componenti umane di cui si occupa in parte la scienza, come la psicologia o altre componenti, ma che sono cose più complesse del singolo organo. La relazione tra un individuo e un altro è una importantissima componente umana. Io poi ho messo tra parentesi la coppia perché con mia moglie abbiamo lavorato molto anche nell'ambito delle coppie. Secondo me la coppia è quello che poi forma la famiglia ed è quello che porta avanti la vita umana. Quindi non posso vedere l'uomo, non posso vedere nelle componenti umane la relazione e in particolare privilegiare la relazione di coppia. Di nuovo, nella coppia vedremo come la sessualità è una cosa importante, forse avrete fatto qualche incontro specifico sulla sessualità o eventualmente sarà da fare,
perché se viene ben compresa permette una vita di coppia bilanciata e non viene strumentalizzata come invece viene purtroppo spesso vissuta male dai giovani. Quindi non è sessualità ma è sesso, e quindi questo di nuovo è una componente importantissima. Poi i modelli culturali. Naturalmente sappiamo che l'uomo, come dicevamo, non è fatto solo di organi, ma è fatto di qualche cosa di più. Questo qualche cosa di più è l'educazione che noi riceviamo e anche la non educazione che molti giovani non ricevono, ma che vengono incanalati in modelli culturali. Anche qui è importante che noi, insieme alla definizione di uomo, dobbiamo capire che è importante avere noi chiaro un modello di uomo che vogliamo avere e quindi poi portarlo nelle nostre iniziative di educazione e di formazione ai giovani. Di conseguenza capire bene cos'è l'emozione, l'innamoramento, la passione è collegato alla funzione del nostro corpo. E se noi non capiamo bene queste cose, non diamo il giusto valore a queste cose, usiamo anche il nostro corpo in un modo scorretto, sia da giovani sia da meno giovani. Parleremo in fondo, come vi ho detto, dell'infertilità e vi farò vedere come l'infertilità spesso non è l'infertilità, ma è solo aver scambiato un modello culturale per cui la donna non riproduce più nell'età fertile, per motivi di lavoro o di studi, si sposta nell'età in un'età che non è più quella fisiologica. Quindi viene considerata sterilità, ma in realtà è mancanza fisiologica di strumenti riproduttivi. Controllo dell'istinto, questo di nuovo è un'altra componente umana, e questo è importante nelle reazioni, sia nelle reazioni diciamo che possono riguardare la reazione a un evento qualsiasi, anche alla malattia, sia anche nel immaginare quello che ci succede e quindi nell'avere una proiezione positiva di quello che avverrà. E alla fine ci ricolleghiamo con questo parlando di DNA e libertà dell'uomo, quindi questa sarà la parte conclusiva. Amicizia, complicità. Amicizia naturalmente è una cosa, se è vera, importante, che è alla base dell'amore, diciamo, gratuito. La complicità fra uomo e donna, di nuovo un'altra componente umana importantissima, sempre per una giusta proporzione dello sviluppo sia psicofisico della coppia, ma che serve poi per la riproduzione. Di nuovo scelta consapevole del rapporto sessuale, di nuovo una componente che non solo aiuta la riproduzione, ma che dà il valore o mantiene il valore alla persona, uomo o donna, per quello che è e non lo svilisce. Invece con una scelta non consapevole, ma diciamo così casuale, abituale, invece tutto il corpo viene svilito e di conseguenza quello che poi invece noi riteniamo la coscienza, cioè la coscienza di se stessi, spesso viene svilita insieme al corpo. E questo è il motivo per cui molti giovani spesso perdono fiducia in se stessi, perché non si sono resi conto che è tutto collegato, cioè corpo e pensiero di se stesso. Quindi se uno svilisce il corpo, svilisce anche la sua concezione di se stesso. Ecco, l'ultimo punto è quello della famiglia, i figli quando e quanti, e questo di nuovo è un argomento che è collegato alla fisiologia, alla possibilità di riprodursi, anche alle scelte riproduttive o anche alla genetica, quindi alle possibili malattie che ci sono. Partendo dall'inizio bisogna partire dall'origine della vita, capire da dove arriva la vita, quali sono le caratteristiche genetiche della specie umana, quindi uomo e donna, da dove deriva un nuovo individuo e cosa modifica il suo sviluppo. Perché se noi capiamo da dove inizia, poi dobbiamo anche capire che dall'inizio alla fine è tutto un processo di sviluppo. Quindi non esiste un momento unico, non è perché l'uomo è tale, ma è differente continuamente nelle sue varie fasi della vita, da bambino, adolescente, uomo maturo, uomo anziano.
Questo è molto semplicemente la raffigurazione del ciclo vitale dell'uomo e vedete come si parte da una coppia, poi anche qui è questione di dire, no? Cosa è nato prima, l'uovo o la gallina, no? Però è anche un circolo e vediamo che abbiamo qui una coppia, un uomo e una donna. Queste due persone hanno delle cellule speciali che sono l'oocita e lo spermatozoo, e li vedremo adesso nelle prossime diapositive, e sono queste due cellule che si uniscono e formano la prima cellula. Quindi la vita parte da questa prima cellula, è un'unica cellula, ma qui c'è già tutto il programma della vita dell'uomo e poi inizia un processo di sviluppo, quindi da una diventano 2, 4, 8, 16 e pian piano si forma l'embrione diventa bambino, cresce e diventa di nuovo adulto. Quindi questo è il ciclo e vediamo adesso alcune tappe di questo ciclo. Quindi il ciclo fisiologico. Molti di voi lo sapranno, lo hanno già visto, cioè è il ciclo della donna, no? Fisiologico, quindi la donna ha un periodo dalla nascita, nella nascita l'ovaio contiene già tutti gli oociti, sono tutti pronti lì, ma devono fare l'ultimo passo, la maturazione, prima di essere fecondati. Questa è la grossa differenza fra l'uomo e la donna. La donna nasce, la bambina nasce e le ovaie hanno il numero massimo di oociti alla nascita, dopo inizieranno a diminuire, rimarranno bloccati fino al menarca, quando le ragazzine iniziano ad avere le mestruazioni, e lì inizia un uovo al mese a essere maturato, 1 al massimo 2, e a perdersi. Altri non arriveranno alla maturazione, moriranno ancora prima di arrivare alla maturazione, ma il numero massimo è già alla nascita. Quindi durante il mese c'è tutta una serie di processi e vediamo che partono dal cervello. Questa è una ghiandola del cervello che rilascia degli ormoni. Gli ormoni vanno a colpire la parte dell'utero che si trasforma. Questa è la mucosa dell'utero che è sottile, poi diventa più spessa, e qui a metà del ciclo avviene l'ovulazione. Questo è l'ovaio, c'è l'ovulazione e qui la mucosa è pronta ad accogliere l'oocita se viene fecondato. E quindi l'oocita se viene fecondato si annida nella mucosa e qui pian piano poi si sviluppa. Vediamo che c'è un picco che è circa al centro del ciclo mensile e questo è il picco dell'ovulazione. Naturalmente io le accenno queste cose, ma solo per dire che queste cose i giovani non le sanno, non conoscono il proprio corpo. Si parla tanto nelle scuole di educazione sessuale, oggi si parla ancora di più, purtroppo, non so se siete aggiornati, ma sapete che ci sono progetti di legge in cui si parla di inserire nelle scuole, persino elementari, l'educazione a quello che viene chiamato il gender, cioè che un bambino deve decidere se vuole essere maschio o femmina, senza neanche conoscere la fisiologia normale del maschio e della femmina. Quindi questo è per quello che diciamo, siamo qua per capire, dire cosa ci serve sapere, cos'è importante sapere. Allora, conosciamo prima le cose semplici, le cose del nostro corpo, poi cerchiamo di capire magari cosa è bene o male per il figlio, per l'educazione. Qui vediamo appunto che poi in queste fasi, qui è raffigurato il periodo centrale, quando è il periodo fertile, e quindi il periodo in cui è più facile che possano essere fecondati gli oociti e quindi poi arrivare alla maturazione e dare il bambino. Ci sono invece gli altri periodi che sono periodi in cui l'ovulazione non è favorita. È un'idea, non voglio entrare nel particolare. Qui c'è la raffigurazione di quello che succede meccanicamente, vediamo che abbiamo le ovaie che sono in questo punto, qua ci sono le tube. La fecondazione dell'oocita avviene qua nell'ovaio, poi l'uovo fecondato deve fare ancora un lungo percorso, deve percorrere tutte le tube, andare nell'utero, questa è la mucosa dell'utero, e si deve annidare qui, proprio
il primo gruppetto di cellule che già in questo percorso ha iniziato a dividersi arriva qui e si deve annidare nella mucosa e poi crescere, e di lì poi diventerà un bambino nell'utero. Affinché gli spermatozoi arrivino qua su in cima devono fare un percorso, partono dalla vagina, questo è il collo dell'utero. Qui il collo dell'utero ha una chiusura fisiologica ed è un tappo di muco che è chiuso normalmente, quindi normalmente non permette la fecondazione, solo nel periodo che abbiamo visto si scioglie questo tappo, crea un flusso e gli spermatozoi possono salire e fecondare. Quindi questa è la parte della fisiologia che i giovani dovrebbero conoscere. Ecco, questo è un po' la raffigurazione del fatto che quando si scioglie questo muco, questo tappo, gli spermatozoi risalgono, se questo invece è chiuso rimangono intrappolati e non possono salire. Naturalmente tutte le condizioni mediche che non permettono queste cose, per esempio faccio un nome, l'endometriosi, che è una alterazione della mucosa dell'utero, non favorisce tutti questi flussi e crea delle possibilità di sterilità. Quindi diciamo così, vanno curate eventualmente. E perché vi accenno a queste cose? Perché oggi diciamo che va di moda non tanto studiare più la fisiologia, ma per questioni di commercializzazione, ma passare, una non riesce a rimanere incinta, bene, fecondazione assistita, perché è tutto un altro ciclo, non si studia neanche bene perché quella donna non riesce ad avere figli, si salta direttamente perché va di moda. C'è la parte commerciale che è spinta su quello, e difatti sono pochissimi centri che studiano dal punto di vista medico un po' meglio la coppia prima. Poi vuol dire, nessuno vuole vietare nulla, ma almeno prima di andare in un percorso così particolare essere sicuri che si sia potuto fare qualcosa per la parte fisiologica. Ecco, finisco questa primissima parte, quindi questo primo punto l'abbiamo concluso. Semplicemente per chi è interessato, naturalmente questi sono due coniugi che sono venuti anche in Liguria, come vedete qua c'è una fotografia, e sono i coniugi Billings, e sono quelli che hanno studiato per tanti anni la fisiologia del corpo umano per cercare con queste conoscenze di poter avere anche una paternità e maternità responsabile senza dover utilizzare nessun metodo particolare, con i metodi naturali. Quindi voi avrete sentito parlare del metodo Billings. In realtà sono una coppia di coniugi che hanno dedicato la loro vita e hanno messo alla disposizione la loro esperienza per le coppie più giovani. Finita questa prima parte, vediamo poi, non so se alcuni di voi hanno visto il famoso film in cui c'era questa immagine, no? C'erano gli spermatozoi che corrono e vanno a fecondare l'uomo. Questo è tanto per dirvi uno dei miracoli del nostro corpo, no? Come avviene questa è l'immagine reale di un ovocita degli spermatozoi. La cosa miracolosa è che quando lo spermatozoo buca la parete avviene una reazione incredibile chimica che blocca tutto il resto della cellula. Nessun altro spermatozoo riuscirà a bucare la parete. Quindi quanto siamo complicati, ma anche a un certo punto sembra quasi un miracolo che avvenga questa cosa. Quindi una nuova vita. Quando lo spermatozoo buca l'ovocita, entra, ed ecco che cosa avviene. Avviene che solo la testa dello spermatozoo, il collo e la coda rimangono fuori, entra dentro e la parte genetica, che sono i 23 cromosomi maschili, si uniscono con i 23 cromosomi femminili, li vedremo meglio in qualche immagine dopo, si uniscono, e quindi questa è la prima cosa completamente nuova, cioè il genoma di un papà si unisce col genoma della mamma e creano un nuovo genoma misto, e questo sarà un nuovo individuo, che è una cosa completamente nuova. Quindi concettualmente qui ho raffigurato i cromosomi. I cromosomi cosa sono? Sono dei bastoncini nella cellula che sono fatti in modo per facilitare la divisione del DNA, e in realtà il DNA è questa elica che ormai tutti conoscete, tutti parlano del DNA, dell'elica del DNA, che è una lunga sequenza di 4 lettere che sono A, T, C, G,
che si alternano e creano il libro della nostra vita, e questa elica è talmente avvolta, super avvolta che forma questi bastoncini. Questi bastoncini si chiamano cromosomi e sono quelli che in ospedale studiamo, le analisi che noi facciamo in ospedale per vedere se un bambino ha i cromosomi giusti o ha i cromosomi alterati. E adesso vedremo perché vi parlo di cromosomi. Quindi l'insieme dei cromosomi che poi contengono il DNA fanno in modo, qui non si vede bene, scusate perché ho cambiato da un fondo all'altro e qui c'è la scritta bianca, qui c'era scritto Mario e qui c'è scritto Yolanda. Allora quando si uniscono i due nuovi genomi, a un certo punto ci sarà un Mario che viene fuori dal pezzettino del papà e della mamma, e quindi viene fuori un Mario che è una persona nuova e avrà la sua sequenza del DNA, e questo è quello che noi tutti i giorni guardiamo in laboratorio. Questi 4 colori sono le 4 famose basi, no? T, C, G, A, ogni base ha un colore, e noi in laboratorio possiamo leggere la sequenza di un gene, prelievo del sangue, dal prelievo del sangue si estrae il DNA, e noi facciamo questo lavoro, leggiamo tutte le singole basi di un gene per vedere se c'è una base modificata, un pezzo che è saltato, un pezzo che si è aggiunto. Però questa sequenza sarà quella che determinerà l'identità della persona dalla sua nascita fino alla morte, ed è quello che poi usa la polizia, no? L'indagine sul DNA per riconoscere dalle tracce, per vedere se c'è una persona o un'altra. Però quindi la persona che si crea dalla prima cellula è unica e irripetibile. Adesso, parlando di cromosomi, parlando di cosa succede, di come è nata la storia della genetica, vi volevo raccontare un pezzo della storia di una persona, quindi questo è già un altro punto, no? Un pezzo di storia di un uomo e di uno scienziato in cui si è unita la fede e la scienza, e questo è quello, uno dei punti che vi ho detto. Non è vero che l'uomo è fatto di sole cellule, ma l'uomo può essere fatto di parte interiore, quindi non corporea, insieme a una parte corporea. L'uomo di cui vi parlo si chiama Jérôme Lejeune, è un pediatra francese che è vissuto nel secolo scorso, ed è stato la persona che in ospedale a Parigi, come medico pediatra, si era appassionato, aveva iniziato a seguire i bambini Down. Tutti sapete cosa sono i bambini Down, no? Questi bambini con gli occhietti un po' strani. E allora non si sapeva quale fosse la causa, perché questi bambini erano così molto dolci, molto affettuosi, propensi anche alla musica, però un po' meno abili in tante altre cose. E Jérôme Lejeune nasce nel 1926 a Parigi, si laurea in medicina, sposa la sua fidanzata che è ancora vivente, la moglie, avrà 5 figli ed entra a far parte dell'ospedale a Parigi con il professor Turpin. In questo laboratorio lui lavora e segue sempre, dice: ma io devo capire cos'è che rende questi bambini così diversi, così speciali. E allora l'ipotesi che allora formula dice: come abbiamo osservato in certi moscerini, è possibile che l'anomalia in questi bambini sia associata a un difetto di questi bastoncini, dei cromosomi, e quindi cerca di capire dov'è il difetto. Queste sono alcune immagini, no, che voi conoscete bene, sono i bambini di cui si occupava lui, e a un certo punto, adesso qui apriamo la parte sulla sindrome di Down, conoscete un po' tutti cos'è, lui l'ha studiata, ha iniziato a capire, a vedere che c'erano alcuni aspetti nelle mani un po' differenti, e questo gli ha fatto capire che doveva essere una questione che avveniva molto precoce nello sviluppo, perché alcuni pensavano che fosse un'infezione prima della nascita, che fosse un fatto aggiuntivo. Invece il fatto che avevano lo sviluppo di queste si chiamano dermatoglifi, queste righe nella mano che erano un po' diverse, diceva deve essere una cosa che succede molto precoce nello sviluppo. E poi si è messo a studiare i gemelli, ha visto che potevano anche nei gemelli differenti, sapete che ci sono i gemelli identici e i gemelli differenti. I gemelli identici vengono da un'unica fecondazione,
che poi si divide, fa due, però è un'unica cellula iniziale, quindi sono proprio identici. Invece quando due ovociti vengono fecondati indipendentemente sono due fratelli, gemelli perché nascono nello stesso sacco, ma in realtà sono due persone differenti. Allora lui aveva notato che quando erano geneticamente gemelli identici erano tutti e due Down, invece esistevano il Down nei gemelli non identici, e quindi diceva deve essere un fatto genetico che parte dall'inizio. E quindi si è messo a studiare in quegli anni. Nel 1953 era stata scoperta la struttura del DNA, qui abbiamo Watson e Crick che nel 1953 hanno pubblicato l'elica, proprio che hanno descritto che il DNA era fatto ad elica, e solo 3 anni dopo, nel 1956, un anno formidabile, perché sono nato io, molti di voi, si è scoperto per la prima volta quale fosse il numero dei cromosomi nell'uomo, perché fino al 1956 non si sapeva esattamente l'uomo quanti cromosomi avesse, perché non si riusciva a vederli bene al microscopio. Quindi nel 1953 nasce il DNA, diciamo, c'è la possibilità di studiare il DNA, nel 1956 i cromosomi. Solo 3 anni dopo, nel 1959, Lejeune, che aveva imparato subito a studiare come fossero i cromosomi, visto che aveva l'idea che il bambino Down doveva avere qualcosa di diverso nei cromosomi, studia in laboratorio, queste sono le sue immagini di cromosomi che lui stava studiando, e ho messo questa immagine perché io mi sono laureato in medicina a Genova, a Galliera, lavorando sui cromosomi, facevo lo stesso lavoro, con lo scotch attaccavo i cromosomi ritagliati dalle immagini, quindi questa immagine per me è molto familiare. E solo dopo 3 anni ha scoperto, nel 1959, che la causa del fatto che i bambini fossero Down era perché avevano un cromosoma in più, e questo cromosoma in più era il numero 21, e quindi si chiama trisomia 21, perché invece di 2 ha 3 cromosomi. Questi sono i cromosomi come ancora oggi li vediamo al microscopio, quindi una cellula, sangue, si fa un prelievo di sangue, si mette dopo un po' di maneggiamenti si mette sul vetrino, e sul vetrino la cellula che è stata un po' trattata in modo particolare fa vedere i cromosomi del suo nucleo, e sono questi. Poi lì una volta si ritagliavano con le forbici, oggi col mouse, col computer, no? Si ritagliano e naturalmente poi si mettono tutti in ordine, e qui ci sono i famosi 46 cromosomi. Quindi questi è come si vedono ancora oggi e come si vedono da tanto tempo. Quindi in realtà sappiamo che nella donna abbiamo 46 cromosomi, e vedete che sono in coppie, quindi 23 coppie di cromosomi, e la 23esima è una coppia speciale, non ha il numero, infatti il numero arriva fino a 22, la 23esima è quella sessuale, nella donna sono 2 X e nell'uomo c'è una X e una Y. Ecco, questo è il cromosoma 21, che è uno dei più piccoli, quindi quando ce ne sono 3 di questo tipo c'è la sindrome di Down. Può capitare che ce ne siano 3 anche di altri cromosomi, ma a questo punto sono talmente grandi, ci sono talmente tanti geni, che il prodotto, un bambino, un fetino, diciamo, che ha 3 cromosomi di quelli più grandi, termina spontaneamente, sono gli aborti spontanei. Quindi la natura sbaglia, adesso vedremo anche come. Quindi invece di 46 possono essere 47, quando è del cromosoma 21 è meno grave, e allora circa metà dei concepimenti con trisomia 21 possono arrivare alla nascita, anzi diventano grandi, magari ne abbiamo impiegati 7-8 persone da adulte che lavorano, portano le lettere in giro, sono impegnate. Sapete tutti che adesso con un'adeguata educazione anche i ragazzi Down sono delle persone autonome. Questo non so se avete esperienza che Sanremo, ma a Genova, proprio da Galliera, c'è il centro Down, che è trentennale, dove se vengono seguiti dalla nascita poi diventano persone che lavorano, autonome. A Padova gestiscono un panificio, sono iniziative in Italia dove sono persone che lavorano e prendono l'autobus da soli, fanno la loro vita. Dicevo, sono a coppie perché adesso vedremo che tutte le nostre cellule hanno 46 cromosomi, eccetto le cellule della riproduzione, che sono l'oocita e lo spermatozoo, dove avviene una divisione, quindi quelle cellule ne hanno uno per tipo. Avendone uno per tipo, quando si riuniscono formano di nuovo 46.
Naturalmente quando noi abbiamo 2 cromosomi, uno sarà ereditato dal papà e uno dalla mamma, di nuovo, uno dal papà e uno dalla mamma. E la cosa fantastica è che, per esempio, a sua volta il papà ne avrà uno di 2, no? E per esempio prendiamo quello del papà di sinistra, poi il numero 2 può essere quello di destra del papà, quindi a sua volta può essere uno del nonno paterno, uno della nonna, quindi il numero di combinazioni per cui i cromosomi si mescolano insieme è veramente enorme, perché per ogni cromosoma può essere ereditato o dal nonno paterno, o dalla nonna materna, o da uno dei 2 genitori paterni. Ecco, qui è raffigurato in un cartone, diciamo, no? Come da 46 le cellule diventano 23 cromosomi, quindi gli spermatozoi hanno 23 cromosomi. Per l'oocita c'è una divisione un po' diversa, per cui solo una cellula va avanti e le altre 3, invece di essere 4, le altre 3 diventano delle piccole cellule che poi muoiono e che si chiamano globuli polari. Quindi alla fine c'è un solo oocita con 23 cromosomi che è pronto a essere fecondato dagli spermatozoi. Naturalmente la donna, avendo solo la X, farà tutti gli oociti con la X, l'uomo invece ne farà metà con la X e metà con la Y. Quindi quando c'è il maschio e la femmina non è colpa della donna, ma è colpa dell'uomo che decide, perché è lo spermatozoo maschile che fa diventare maschio il bambino, o femmina, perché la donna contribuisce solo con la X. Non è chiaro. Provo a vedere se dormite o no. Però quando si dice ecco, no, non sei capace a fare un maschio, non è vero, è l'uomo che determina il maschio e la femmina, non è la donna. Quindi questo ricordatelo così almeno. Poi alla fine della lezione, se volete, vi dico come si fa a provare ad avere un maschio e una femmina, perché lo dicevo a pranzo che noi abbiamo provato con mia moglie e ci siamo riusciti. Allora, questo è il canotipo di un bambino Down. Come vedete ci sono 3 cromosomi invece di 2, quindi questa è la trisomia 21. Quindi Lejeune diventa molto famoso, riceve diversi premi perché ha fatto capire qual era la causa di una malattia, diciamo così, una condizione, perché non è proprio una malattia, è una condizione un po' diversa. Di lì poi sono iniziate tutta una serie di studi sui cromosomi che sono serviti per capire altre malattie, come per esempio il Cri-du-Chat, un'altra sindrome, sono bambini che hanno il pianto come il gatto, Cri-du-Chat vuol dire grido del gatto, no? Anche questa era un'altra anomalia cromosomica, quindi di lì è nato tutto un filone di scoperte che potevano chiarire l'origine delle malattie genetiche. Diventa professore universitario, gli dà una cattedra, fa una unità di ricerca sempre a Parigi e anche in America gli danno un premio per questa scoperta ed era candidato anche al premio Nobel. Cosa succede? Che riceve il premio dalle mani del presidente Kennedy, vedete qui, no? E viene riconosciuto anche dall'Associazione Americana di Genetica. Cosa succede? Che però quando riceve questo premio, nello stesso periodo si accorge che in America per primi hanno utilizzato lo studio dei cromosomi non solo sul sangue per vedere sui bambini come fossero, ma sul liquido amniotico, sulle cellule nella pancia del bambino quando è ancora in gravidanza, per fare la diagnosi prenatale. E quindi lui a questo punto dice ma ci rimane molto male, dice, e lo dice pubblicamente, dice ma qui è una questione di uccidere o non uccidere, no? Dice questo è veramente il problema, no? Perché lui dice io ho fatto questa scoperta pensando poi di trovare la cura per questi bambini e non penso che invece fare una diagnosi per sopprimerli sia la cura. Naturalmente con questa affermazione ha fatto scalpore negli Stati Uniti e non ha più vinto il premio Nobel. Infatti dice quella sera scrive alla moglie oggi ho perduto il premio Nobel, no? Quindi poi non gli è stato più assegnato il premio Nobel. E quello che lui dice, e lui è conscio che le malattie genetiche siano una sofferenza, però quello che ci fa notare dice non può essere negato che il prezzo delle malattie genetiche sia alto in termini di sofferenza per l'individuo e di oneri per la società, senza menzionare quel che sopportano i genitori.
Se questi individui potessero essere eliminati precocemente, il risparmio sarebbe grande in termini economici. Ma noi possiamo assegnare un valore a quel prezzo. E qual è il valore di quel prezzo? Il valore è esattamente quello che una società deve pagare per rimanere pienamente umana. La sofferenza fa parte dell'uomo. Se l'uomo pensa di poter non avere più la sofferenza, di eliminarla, perde la sua umanità e ha un traguardo falso. È una cosa falsa pensare che e questo è il messaggio che c'è oggi. Il messaggio che c'è oggi è: la vita è facile, la medicina farà tutto, vi risolverà tutto. Questo serve per incanalarsi in una serie di percorsi anche medici che poi non ti risolvono tutto, e uno poi va in depressione perché dice: ah, io sono sfortunato, ho girato la vita, perché non sa che la vita di per sé uno deve finire, perché noi siamo fatti, siamo in passaggio, no? Siamo nati ma poi moriremo. E poi noi dobbiamo sapere che non siamo noi gli artefici della nostra vita, ma noi siamo delle persone, e i genitori non sono i proprietari dei bambini, ma i genitori sono delle persone a cui viene donato un bambino, affidato per farlo crescere, e poi diventa una persona indipendente, non è una proprietà del genitore. Mentre oggi purtroppo pian pianino, con tutti i messaggi della società, si pensa che il figlio sia un oggetto. Ah, lo voglio così, lo voglio questo. È come ordinare un'automobile, no? E se non è così non voglio l'automobile. Non è questo il concetto della vita. Ed è questo che ci ha insegnato Lejeune. Qui esiste una mostra di Lejeune che, appunto, se poi avrete modo di portarla anche a Sanremo, racconta in dettaglio la sua vita. E io voglio riportare questo episodio. Lejeune visitava i bambini, e allora i bambini non li portavano fuori, li tenevano in casa, avevano anche vergogna di portare dal medico, anche perché il medico non sapeva cosa fare, e spesso, insomma, aveva anche un atteggiamento un po' discriminatorio, possiamo dire così. Lejeune invece, da una mamma da Lejeune molto timida, porta il suo bambino, e Lejeune l'accoglie e prende il bambino, dice: allora mio piccolo Pierre, vieni con me. Lo prende tra le braccia, chiede alla mamma di indossare il camice, quindi Parigi, anche per la vista dei bambini, faceva indossare il camice alla mamma, poi si siede anche lui davanti ai genitori, visita la bambina, semplici gesti, come per un bambino normale. Non stava esaminando un malato. Queste sono le parole della mamma, dice, ma stava visitando il nostro bambino. Siamo partiti con il nostro bambino e con la pace nel cuore ci ha fatto scoprire l'amore dei genitori. In pratica la conoscenza per Lejeune ha al centro la persona, anche in punto di morte, dicendo: sono stato il medico che gli doveva guarire e ora me ne vado, perché poi lui ha avuto un tumore molto precocemente. Ma la mamma, uscendo, ha detto: sì, è vero, non ha guarito il bambino, ma l'ha visitato come un bambino normale e ha curato la mamma. Quindi la mamma non si sentiva più con un mostro, ma con un bambino. Questo è quello che diceva ai giovani medici Lejeune: se si volesse eliminare il paziente per sradicare il male, si avrebbe la negazione della medicina. Ma difendere ogni paziente, prendersi cura di ogni uomo, implica che ciascuno di noi debba essere considerato unico e insostituibile. Subisce l'emarginazione dei suoi colleghi, perché tutti lo criticano per questo suo aspetto, gli vengono tagliati i fondi di ricerca, gli viene chiuso il laboratorio e ci sono anche delle minacce, ma lui continua nella sua opera e vedrete che qui c'è tutta una parte di storia che possiamo saltare. Qui c'è invece il giudizio della figlia che è venuta in Italia a testimoniare, a raccontare la storia di suo papà. Ha detto: papà ha soprattutto uno sguardo, i suoi occhi azzurri scintillano di intelligenza, di umorismo e vi guardano con infinita tenerezza. Sono tuttavia esigenti perché amano la verità, cercano instancabilmente il perché di come ciò che vedono. E Lejeune è stata una persona eccezionale per il suo modo di vivere, per quello che ha trasmesso. Io ho avuto modo di conoscerlo, e qui è a Genova
nel 1981, l'anno in cui mi sono laureato, io stavo facendo proprio la tesi sulla trisomia 21, sulla sindrome di Down. C'è stato un collega di Genova, è venuto, e ho avuto modo di chiacchierare con lui, gli ho raccontato un po' quello che stavo facendo e in effetti devo dire che quello sguardo è veramente come l'ha descritto la figlia. C'è il proiettore che sta diventando un po' rosso, ma l'immagine era in bianco e nero, ma è lo stesso. Jérôme Lejeune, oltre a essere stato un ricercatore e uno scienziato, come diceva, era una persona, un credente, e ha incontrato il Papa Giovanni Paolo II, è stato nominato membro della Pontificia Accademia delle Scienze, che è stata creata insieme a lui è stato il primo presidente, e ha fatto diverse opere in giro per il mondo, appunto, portando avanti il suo pensiero. Come vi ho detto, muore con un tumore nel 94 e nel 97, in occasione della giornata mondiale della gioventù a Parigi, Papa Giovanni Paolo II chiede di fare una deviazione che era fuori programma e chiede di andare a visitare la tomba del suo fratello Lejeune, e qui è quando va a visitare la tomba di Lejeune. E adesso è in corso la procedura di beatificazione. Bene, finita la testimonianza di Lejeune, una figura che, se volete, poi avrete modo di approfondire, 2 punti sull'infertilità. Quello che vi dicevo prima: l'infertilità è presente nel 10-15%, 20% delle coppie, sembra in aumento. Perché sembra in aumento? Vi dicevo, perché oltre alle cause normali di infertilità, che ci sono, cause genetiche, cause multifattoriali, cause ambientali. Quali sono le cause ambientali? Quello dice la signorina laggiù. Quali sono le cause ambientali? Lo stress. La prima cosa è lo stress. Quante volte vi sarà capitato di sentire che una coppia che conoscete non riesce ad avere figli? Fa la pratica di adozione, aspetta dei mesi. Cosa succede? Gli danno la notizia che c'è il bambino, fanno il viaggio in Sud America per andare a prendere il bambino, tornano che lei è incinta. È successo, a me almeno un paio di volte è successo, no? Perché? Perché la felicità della donna è tale che il suo fisico reagisce. È quello che vi dicevo all'inizio, cioè il corpo umano è un tutt'uno, uno deve essere felice per stare anche bene, no? Sono un medico, è difficile credere che a uno venga un tumore perché è depresso, ma a volte mi vengono dei dubbi, perché? Perché potrebbe essere che i nostri meccanismi immunitari, che continuamente uccidono le cellule, perché i tumori si formano continuamente, ma fortunatamente c'è un nostro sistema che ripara le cellule o le uccide quelle che... Ecco, se non funziona bene, ma magari veramente se uno non è felice dentro, no? A un certo punto è depresso e sta anche male, no? Adesso questo è un piccolo esempio, questo qua della sterilità, però succede così veramente. E quindi cosa succede? Questo è quello che vi dicevo prima, no? Questa è la fisiologia, è come funziona il nostro corpo. Ora è inutile. Ora è utile che noi vogliamo curare le malattie, ma secondo me è folle che noi vogliamo veramente fare di tutto, cambiare l'uomo, no? Farlo a pezzettini, ricostruirlo come vogliamo noi. Quando, come in alcuni paesi, in Svezia, che sono, come sapete, sono i paesi dove per primi hanno affrontato il problema del sesso, poi hanno affrontato il problema della libertà, poi tutti si suicidavano, però si sono accorti che forse qualcosa non andava bene e hanno iniziato a dire: ma cerchiamo di partire dalle origini. Bene, lì qual è il rimedio? Dare un finanziamento alle coppie giovani per fare i figli da giovani. Quella è la soluzione: fare gli asili nelle università, fare gli asili nei posti di lavoro. Allora, quella è la vera soluzione, cioè dare la felicità a una coppia, la possibilità di avere un figlio e una felicità della vita, non che debbano aspettare a 40 anni, poi a 40 anni non avevano i figli. Perché? Perché a 40 anni, vedete, il numero degli ovociti è quasi a zero, partendo dal numero massimo che è la nascita, 18 anni, 31 anni, 37, 41, 45 anni, vedete, quindi a 40 anni una donna ha pochi ovociti,
E per di più, visto che questi, come vi ho detto, sono stati lì 40 anni bloccati, aspettando di maturare. Allora cosa succede? Che aspettando quei famosi cromosomi che dovevano dividersi, rimangono attaccati. Quindi quando devono andare 23 da una parte, 23 dall'altra e ogni coppia deve dividersi, succede che una coppia non si divide e va nella stessa cellula e diventano 24 ed è la causa della sindrome di Down, perché c'è un cromosoma in più. Quindi perché il Down viene nelle donne anziane con maggiore frequenza? Per questo motivo. Quindi non solo non c'è la fertilità, ma possono avvenire più errori negli ovociti che rimangono. E questo non è che è la cura, la fecondazione in vitro, non è una cura, perché la donna dopo la prima fecondazione in vitro non è guarita. Se vuole un altro figlio deve rifare la fecondazione, quindi i giornali, trovata la cura, oppure con alcune diagnosi, trovata la cura della malattia, ma non è stata la cura, è stata il fatto di aver ucciso quello malato e fare nascere quello sano, ma non è una cura. Quindi cerchiamo di capire di che cosa parliamo e come funzionano le cose. Ecco, quindi quando ci sono dei problemi di sterilità, cos'è la fecondazione assistita? La fecondazione assistita è composta di varie tappe. Allora, un conto è una fecondazione di primo livello. Cos'è? Che non ne parla più nessuno, perché è la più semplice ed è semplicemente l'inseminazione, cioè aiutare gli spermatozoi a posizionarli dopo quel collo. Avete visto che c'era quel tappo, no? Quindi allora l'inseminazione, ma fra marito e moglie, può essere un aiuto meccanico usando gli stessi gameti dei genitori solo a far passare, perché quindi si dà una mano agli spermatozoi a iniziare quella salita. E quello è il primo livello, che una volta era utilizzato molto, oggi viene utilizzato meno. E invece il secondo e il terzo livello sono quello della vera fecondazione in provetta. Fecondazione in provetta cosa vuol dire? Si fa un piccolo intervento per prendere gli ovociti dalla pancia della donna, si mettono in provetta, poi si mettono gli spermatozoi nella provetta che vanno a fecondare. Questa è la fecondazione in vitro, che è l'intervento di secondo e di terzo livello. E quindi quello che si fa è questo sono proprio delle immagini al microscopio. O si mette in provetta e naturalmente gli spermatozoi vanno dentro, o il terzo livello è addirittura quando gli spermatozoi non ce la fanno neanche a bucare l'uovo, lo si buca con un ago. E questa si chiama ICSI. Questa è la FIVET e questa è l'ICSI. L'ICSI, per chi magari ne ha sentito parlare, è mettere lo spermatozoo con un ago dentro l'uovo. Quindi sono manipolazioni che in effetti danno in una piccola percentuale, nel 15% dei tentativi, nasce un bambino. Però sono manipolazioni abbastanza cruente, abbastanza violente. Posso chiedere una cosa? Certo. Come mai spesso nelle fecondazioni in vitro nascono gemelli? Ottima domanda. 6, 7, 8? Chi sa rispondere? È sempre la signorina laggiù che mi ha dato la risposta prima, lei lo sa, no? Perché nascono i bambini? Perché ci vedono tante uova. Brava. Perché per avere più successo, se ci mettessero un uovo solo, è tutta la questione della legge 40, no? Se ci mettessero un uovo solo, prima di avere un bambino ci metterebbero di tempo. Allora cosa succede? Succede che loro prendono 10, 12 ovociti, no? E poi li fecondano, no? Poi, una volta che hanno ottenuto un certo numero di embrioni singoli, ne impiantano più di un embrione, perché alcuni muoiono, non tutti vanno avanti. Allora, per avere più probabilità che quel singolo trattamento abbia poi un bambino, ne mettono 4 o 5. Allora, la legge 40 diceva al massimo 3, no? Alcune cose le hanno tenute, altre le hanno smontate, sempre nell'ottica che ognuno deve essere libero di fare quello che vuole, non importa, le conseguenze sono cavoli suoi, però la società, questa è la libertà dell'uomo, no? Cioè fare quello che vuole, cioè questa è la libertà dell'uomo. Quindi nascono più gemelli perché si mettono più embrioni dentro. Solo con questi due sistemi, con il primo sistema, quindi... No, il primo è quasi naturale, ma è che non lo usano quasi più perché costa, farebbero spendere troppo poco alla donna se fanno solo l'inseminazione. Ok?
La genetica classica, acceleriamo perché siamo già vicino all'ora? Sì, abbiamo già, ho iniziato un po' in ritardo, quindi. Genetica classica cosa è? È una serie di analisi, di test. Scusate che questa qua è in inglese, ma tradurla mi diventava... Ma intanto dovete capire solo i concetti. Un test che fa la diagnosi vuol dire, per esempio, bambino con la distrofia di Duchenne, si va a vedere il gene, c'è la mutazione, il bambino è malato, sì o no. Secondo test sono i portatori, per esempio talassemia. Talassemia ci sono portatori sani, quindi hanno la malattia su uno dei due cromosomi, ma stanno bene. Solo se tutti e due i cromosomi sono malati, quindi se due genitori sono portatori, potranno dare i due cromosomi malati, allora diventa il bambino malato. E quindi questo si fa il test dei portatori. Test presintomatico, questa è una cosa drammatica. Presintomatico vuol dire che uno sta bene, non sa di avere la malattia. Oggi c'è la possibilità per alcune malattie, di fare un test e sapere che fra un po' di anni ti ammalerai. Questi si chiamano test presintomatici. E questo, nel caso più grave, si chiama corea di Huntington. È una corea, vuol dire movimenti tremori. Quindi a 40 anni uno sta bene, fino a 40 anni sta bene, fa figli, fa tutto, poi dopo iniziano questi tremori, c'è una degenerazione del sistema nervoso e muore. E purtroppo è una malattia dominante, quindi in genere c'è un papà affetto e un figlio vede il papà e poi se ha dei figli deve capire se lui è affetto o no, ma non lo sa fino a 40 anni. Allora facendo il test del DNA uno può sapere se è malato e può decidere di non fare figli, per esempio. Può prendere decisioni. Prima di fare il test c'è tutta una serie di consulenze con lo psichiatra, con lo psicologo, perché c'è un protocollo rigido in questa malattia, perché cos'era successo all'inizio? Che appena gli davano la diagnosi non andava sempre oggi dalla finestra. Quindi non lo fanno a tutti, lo fanno quando sono sicuri che uno ha capito e che può reggere la risposta. Test predittivi o di suscettibilità. Qual è il test? Voi conoscete un test predittivo, ma magari non sapete dirlo, ma la signora lo sa perché è bravissima. Qual è il test più comune di cui si è parlato tantissimo lo scorso anno? Angiolina Jolie. Tumore al seno. Quello è un test genetico, ma non è un test che ti dice sei malato o non sei malato. Perché tu potresti avere la mutazione e non avere mai il tumore. Ti dice solo hai 80 volte di più la probabilità di avere un tumore. Ma non è detto che ce l'avrà, perché non è l'unico responsabile. Questi si chiamano test predittivi. Poi ci sono i test farmacogenetici, nel senso che se uno ha una mutazione può essere dannoso dargli un farmaco. L'esempio più, per chi lo conosce, ma forse più anziani, non so se vi ricordate il favismo, si parlava del favismo, no? Perché era una malattia per cui uno se mangiava delle fave o andava poteva avere una crisi emolitica, i globuli rossi si rompevano, no? E il problema è che poi questo succede anche con l'aspirina, perché l'aspirina contiene la stessa sostanza delle fave, no? E quindi chi ha questo difetto di un enzima che è nel globulo rosso ha queste crisi emolitiche, ma se lo sa evita e sta bene. Quindi questi sono i test di farmacogenetica. Oppure se altri geni possono essere un po' difettosi e l'anestesia non viene smaltita bene, e se il medico non lo sa dà troppa dose, questo non si sveglia più. Quindi tanto per farvi degli esempi molto pratici, quindi adesso si fanno dei test nell'esame del sangue per sapere uno com'è, per prevenire queste cose. E poi test per individuare i soggetti, questi sono quelli della polizia, no? Dei criminali, per vedere le impronte. Questa è la genetica classica, quella che si fa normalmente. Poi ci sono tutti gli screening, molto velocemente. Diciamo che per prevenire alcune malattie, alla nascita per legge si fanno 4 screening. Per esempio ipotiroidismo, fibrosi cistica e anche un test per una sostanza che si può eliminare dalla dieta. Quindi se si vede che c'è questo difetto basta togliere dalla dieta questo amminoacido, ci sono delle diete speciali, e il bambino non ha il ritardo mentale che avrebbe se invece non viene diagnosticato. Quindi questi sono test utili nei neonati che si fanno negli ospedali.
Poi ci sono dei test che si fanno in certe aree geografiche, per esempio la talassemia, Sardegna, no? In particolare per la talassemia. E poi invece ci sono, questi sono più nuovi, i test, come avete detto, di predisposizione per ipertensione, malattie cardiovascolari. Questi sono quelli più complessi, non è la genetica proprio classica, ma è quello che sta venendo fuori adesso, un po' della genetica più moderna. Questo è il percorso della diagnosi prenatale, quello che forse conoscete, la diagnosi più semplice è quella ecografica, quello che in genere fanno tutte, una diagnosi non invasiva, e quindi uno segue la gravidanza facendo l'ecografia. Adesso c'è anche l'ecografia tridimensionale, quindi si vede proprio il bambino in 3 dimensioni. Poi ci sono le analisi invasive, pungendo con un ago la pancia, tutti conoscerete l'amniocentesi o la villocentesi, e queste vengono fatte, la villocentesi a 12 settimane, l'amniocentesi a 16 settimane, e qui si possono vedere sia i cromosomi sia il DNA per fare delle diagnosi. E questa era quella che si riferiva proprio a lui, diceva: ma ora io penso che le diagnosi vadano fatte, perché fare una diagnosi non vuol dire solo sapere cosa sta succedendo. Poi il problema è come uno utilizza la diagnosi, per cosa fare, se per curare o se semplicemente per eliminare il problema. Questo l'abbiamo già accennato, è la diagnosi nella fecondazione in vitro. Cosa si è aggiunto nella fecondazione in vitro? Avendo l'embrione in provetta, se prima di trasferirlo nell'utero della donna stacchiamo una cellula, una o 2 cellule, la togliamo, questo è un piccolo embrione, no? Però le cellule sono tutte uguali perché non si è ancora differenziato del tutto. E quindi prendiamo 1 o 2 cellule, possiamo fare la diagnosi quando l'embrione è ancora in provetta. Ed è quello su cui c'è stata molta discussione, no? Per cui una diagnosi preimpianto può scartare gli embrioni in provetta che sono malati rispetto a quelli sani. E uno dice: beh, allora è meglio della diagnosi prenatale perché uno evita. Allora io spiego la differenza tra diagnosi prenatale e diagnosi preimpianto. Questa è un po' più complicata, ma penso che ci riuscite a sapere. La diagnosi prenatale, nella diagnosi prenatale il medico si trova di fronte a un fatto che è accaduto, una gravidanza. Quindi il medico, di fronte a una gravidanza in corso, che è un fatto naturale, cerca di dare delle informazioni alla coppia di cosa sta succedendo, se il feto sta bene o non sta bene. Poi, e difatti la 194, la legge sull'aborto, la 194, parte come una legge che non è contro il feto, anzi dice, è che nessuno la conosce bene, nessuno l'ha mai letta, ma dice che c'è la tutela del feto e solo nei casi in cui c'è un danno per la madre, solo che dice danno fisico o psichico. Ora si agisce sulla parte del danno psichico e dice: se il medico deve scegliere fra 2, salvare uno o salvare l'altro, si tutela la madre e non il figlio. E quindi si permette l'aborto. Ma non si dice che l'aborto si fa perché il figlio è down, dice solo per il rischio della madre. Nella 194 non c'è mai la discriminazione verso un handicap, perché sarebbe dire non accettiamo l'uomo con un handicap, solo che poi viene applicata in modo differente. Però almeno il medico si trova di fronte a una situazione, non lo fa di suo proposito di dover scegliere, lo deve fare perché c'è quella situazione. Nella diagnosi preimpianto invece cosa succede? Che uno fa appositamente 10-15 embrioni con lo scopo di selezionare. Ma allora è proprio l'eugenetica, cioè quello che voleva fare Hitler, no? Quello che diceva: io seleziono quelli che non mi vanno, li uccido, tengo solo quelli buoni. Quindi uno parte con lo scopo di creare tanti embrioni e salvarli poi tra gli altri, farli fuori, sia sani che affetti, perché poi ne avanzano anche di quelli sani, diciamo. Quindi il concetto fra diagnosi preimpianto e diagnosi prenatale è completamente opposto. Mentre in un caso uno dice: c'ho questa situazione, devo scegliere, nell'altro caso lo faccio apposta. Quindi parto col concetto che l'uomo può selezionare l'uomo. Non so se è stato chiaro, però smetto qua, se no vi addormentate. Va bene, qui poi ci sono tante cose sui test genetici per cui vengono utilizzati in vari modi.
la questione di poter rimaneggiare i geni nei bambini, alcune categorie come in questa situazione coppie, per esempio in questo caso si chiama acondroplasia, tradotto in termini semplici nanismo, coppie che invece magari chiedono la diagnosi natale perché non vogliono un bambino sano, vogliono solo se nano. Allora la tecnologia può farlo, ma poi alla fine i medici, fortunatamente questo in tutto il mondo, di qualsiasi orientamento si sono rifiutati. Ma per dire dove si arriva quando si dice che è lecito fare tutto, no? Quindi questi sono degli esempi, no? E quindi la genetica che deve a un certo punto essere non solo genetica in termini scientifico, ma anche genetica, cioè usare i geni in un modo etico, cioè ragionato, che rispetti l'uomo. Poi l'etica è solo un capire cosa serve all'uomo per salvare l'uomo, questo insomma detto proprio in poche parole. La nuova genetica, siamo alla fine, siamo quasi in fondo, quindi concludiamo. Cosa mi fa venire in mente questo schema? È quello che fa il nostro cervello normalmente. Ma cosa fa il nostro cervello? Se si vede, qui non si vedono le frecce, scusate, perché qui si vedono e non si vedono perché sono celestine. Ci sono tutta una serie di frecce che collegano qui se le vedono, qui queste qua non si vedono perché queste sono rosse e queste sono celesti. Però se c'è l'erba bagnata, uno dice o sta piovendo o pioveva o c'è l'irrigazione in corso. Se uno vede la gente con gli ombrelli di nuovo può pensare che pioveva, se piove può essere inverno, se piove ci sono le nuvole, quindi sono tutta una serie di collegamenti che uno fa, no? Partendo da questo si cerca di fare la stessa cosa in medicina, quindi si cerca di collegare quello che fa un gene con quello che fa un altro gene. Anche qua ci sono tutta una serie di righe che si vedono poco in questa diapositiva, però la ricerca oggi sta cercando di collegare la funzione di un gene con un altro gene per capire meglio le malattie complesse. E quindi è nata una nuova disciplina che si chiama medicina del sistema, medicina del corpo umano, che è più complessa della singola cosa, è più complessa solo del valore dell'emoglobina o del ferro, se va bene o non va bene. E quindi si sta cercando di mettere insieme tutte le informazioni che sono sul DNA, le informazioni sulle proteine, quindi genomica, proteomica, le sostanze metaboliche, metabolomica, e quindi metterle tutte insieme per capire bene la singola persona, perché ogni singola persona è differente. Quindi anche se esiste la malattia diabete, ma ogni diabetico è differente uno dall'altro, non è mai identico. E qui vi ricordo questa frase: con il malato non è mai identico, sull'ultima frase che sarà la mia conclusione. Quello che sta cercando di fare è quindi vedere come poi i geni creano le malattie, il diabete, l'obesità, l'osteoartrite, le malattie coronariche, perché la cosa è molto complessa. E cosa si è scoperto negli ultimi 5 anni? Allora, voi ricordate, è bello che quando faccio lezioni dico, voi ricordate nel 2000, così, veramente nel 2000 io avevo 15 anni, nel 2000 cosa è successo? Vi vedo l'età un po' data, hanno dichiarato: abbiamo sequenziato il genoma umano, adesso sappiamo tutto. In realtà poi si è completato nel 2003, ma nel giugno del 2000 c'era il presidente degli Stati Uniti e 2 ricercatori americani che hanno annunciato il sequenziamento del genoma umano. E all'epoca cos'era successo? Era successo un'epoca un po' di pessimismo. Io ho sentito tanti parroci anche, ecco, ce l'abbiamo nel DNA, qui la predica, perché sembrava che quando uno avesse una cosa sul DNA, basta, finita lì, ormai è così, non c'è nulla da fare, non si cambia, no? Quindi c'è stato un pessimismo e un determinismo, direi. Allora, tutto è già scritto nel DNA, ma io cosa ci sto a fare? Tanto se è così, e quindi quasi ce ne freghiamo, no? E questo è la morte della speranza. E quindi è la morte dell'uomo, cioè l'uomo non è solo cellule, mi sembra di averlo detto varie volte, l'uomo è fatto di qualcosa di più che lavora dentro di noi, che uno voglia chiamarla intelligenza, che uno voglia chiamarla coscienza, che uno voglia chiamarla anima, c'è qualcosa di più delle cellule, che agisce anche sulle cellule. Solo il DNA da solo non è tutto. Certo che se c'è una grossa mutazione del DNA ci sarà un difetto,
ma non tutto quello che è scritto sul DNA si manifesta. E allora cosa è successo? Che negli ultimi anni si è scoperta una nuova disciplina che si chiama epigenetica. Epi vuol dire sopra la genetica. Quindi si sono stati scoperti una serie di fattori, qua ce ne sono solo 6, ma ce ne sono molti di più, no? Di cose che agiscono o sul DNA, si legano sul DNA, o cambiano la struttura del DNA, o bloccano l'RNA, per chissà cosa è l'RNA. In ogni caso funzionano da interruttori sul DNA, lo bloccano. Quindi un gene può funzionare o essere spento, silenziato. Quindi questi fattori da dove arrivano? Cos'è che determinano come fanno a funzionare? Bene, questi fattori sono molto, molto influenzati dall'ambiente. L'ambiente vuol dire tutto, può essere la temperatura, tant'è vero che sappiamo in Africa, no, c'è molto sole, hanno la pelle nera, no? Ma perché? Perché l'ambiente ha stimolato, ha bloccato dei geni e ne ha fatti attivare degli altri. Al nord, dove non c'è il sole, la pelle ha bisogno di ricevere quei pochi raggi, sono stati spenti i geni che producono la pelle nera e ci rimane la pelle chiara. Quindi l'ambiente fa accendere e spegnere dei geni e fa funzionare il nostro corpo in un modo differente, no? Quindi c'è un'interazione tra fattori genetici e ambientali, ma questo riguarda tutto. L'altro esempio che io faccio sempre, sono sempre fiero dei miei 3 figli che hanno fatto tutti e 3 pallanuoto, no? Fare pallanuoto cosa vuol dire in senso agonistico? Loro hanno fatto dalle medie, tutto il liceo e tutta l'università, tutte le sere in piscina a fare pallanuoto. Questa è stata la loro vita, contentissimi e noi ancora più contenti. Adesso hanno finito, anzi benissimo perché hanno finito l'università. Ecco, questo ha modificato il loro corpo, hanno modificato la loro mente, hanno avuto un rigore, lo sport, no? E ti aiuta ad avere un rigore. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare che l'educazione modifica anche il nostro DNA, ci aiuta a essere in un certo modo. E nell'educazione c'è tutto, la famiglia, ma anche quello in cui credi. Ed è quello quando dicevo, non dobbiamo farci uccidere la speranza, perché la speranza ci tiene vivi, fa anche migliorare il nostro corpo, come dicevamo prima, perché se uno è positivo, il nostro corpo magari si aiuta a rispondere, a uccidere le cellule che non funzionano. Quindi questo è un po' il senso di questa diapositiva. E non lo dico solo io, come vedete qui è riassunto in una diapositiva, in una copertina di Time di qualche tempo fa. Messaggio, penultima diapositiva. Dobbiamo sapere che ormai abbiamo imparato che la conoscenza è come il raggio di un cerchio. Questa è la conoscenza e questo è la non conoscenza, invece è la circonferenza di un raggio e il raggio invece è la conoscenza. Più aumenta la conoscenza, quindi il raggio diventa più lungo, più scopriamo che ci sono tantissime cose che non sappiamo. Quindi questo è un messaggio che faccio soprattutto per gli studenti, ma che dobbiamo sapere anche noi, non illuderci che sia così semplice risolvere le cose. Questa è proprio l'ultima. E questa è l'ultima, è una persona che penso voi tutti conosciate, e a proposito della malattia dei malati, lui diceva: non esistono malattie, ma malati, cioè un dato modo di ammalarsi proprio di ciascuno, corrispondente alla sua profonda individualità. E qui ci riporta il fatto che il nostro corpo non è uguale fra di noi e non è solo fatto di cellule, ma di tante altre cose. Questo è il gruppo del Galliera e questo è Genova. Il Galliera è situato in questa bellissima zona vicino al mare, un ospedale molto antico, e con questo vi saluto.